chi ha comprato casa in più del 50% dei casi l'ha comprato con l'aiuto dei propri genitori, quindi la famiglia è la banca senza interessi delle famiglie italiane. La casa come un bene intergenerazionale, le famiglie che risparmiano per poterla lasciare ai propri figli. È il dato che emerge dal rapporto su famiglia e casa dal Centro Studi Famiglia. C'è una grande domanda anche al sistema paese, perché il fatto che le famiglie risparmino oggi per dare un futuro ai propri figli è anche in controtendenza con come il sistema pubblico fa debito oggi per scaricare il debito sulle nuove generazioni. Diritto alla casa, emergenza abitativa e le difficoltà dei giovani. Tutti i temi al centro del convegno che ha visto riunite associazioni e istituzioni. La difficoltà di accedere a un mutuo, a una prima casa, ma anche di trovare appartamenti in affitto. Quindi le coppie rinviano in avanti il loro progetto familiare e questo sappiamo che ha conseguenze anche a livello di natalità, che oggi è ormai un'urgenza che è scoppiata nel nostro paese. Sono 470.000 gli alloggi sfitti in Veneto, 10 volte di più della disponibilità dell'edilizia residenziale pubblica e che si aggiungono a tutti quelli trasformati in bed and breakfast dai privati, fenomeno che interessa tutte le principali città della regione e dunque anche Treviso. È un tema, quello dell'accoglienza turistica, che va regolamentato, nel senso che non deve diventare alternativo all'abitare, anche perché una comunità cresce se è attrattiva per i residenti. È evidente che è una città che è cresciuta in modo importante da un punto di vista turistico e quindi è naturale che siano nate delle opportunità come le residenze turistiche. È altrettanto vero che da un punto di vista normativo bisogna trovare un punto di equilibrio anche per i proprietari e gli inquilini. Serve l'impegno da parte di tutti, a partire però dal governo centrale, che deve metter mano alla norma per garantire i proprietari, per garantire una casa a tutti, e io lo dicevo anche in tempi non sospetti, però credo che sia arrivato anche il momento per un nuovo piano casa nazionale. Dal Centro Studi Amministrativi e l'Associazione Comuni della Marca le proposte con l'iniziativa del Fondo di Sostegno all'Abitare. Un'opportunità di avere sul territorio dei fondi che siano legati non solo al sostegno proprio legato alle spese dell'affitto, all'integrare anche quell'attività legata proprio al microcredito, ma dall'altra parte avere un altro sostegno importante che è l'accompagnamento delle persone all'interno di questi luoghi e quindi con un terzo settore, con il mondo del volontariato.